amiche di Librarium. Questa sera faremo un giro della Sardegna, un giro fotografico per scoprire la tosatura delle pecore. Lo faremo con Tundi Mentas, il libro del giornalista professionista Francesco Pintore. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori della radio. Francesco Pintore lavora per l'Unione Sarda e di Desulo e insieme a lui faremo una bella chiacchierata su questo importante rito, su questa importante tradizione. Prima di parlare con Francesco Pintore ricordo ai nostri ascoltatori le frequenze FM 102 104 provincia Ogliastra, FM 100.5 Tertenia, FM 92 Sarrabus, FM 88.6 Nuoro Centro. Ci potete ascoltare anche sul canale DAB 9C Cagliari e Interland e ci potete seguire sulla pagina Facebook Radio Stella Tortolì e sulla pagina YouTube Radio Stella Tortolì. Ci vediamo tra poco insieme a Francesco Pintore e Tundi Mentas dopo qualche istante di pubblicità. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. La vera bellezza nasce da un attimo dedicato a te ed Amy Beauty Air questo Natale te lo regala con le sue gift card. Regala o regalati momenti di bellezza, trattamenti dedicati alla cura dei capelli e gift box firmati Kerastase per coccole preziose e di lusso. Valorizza la tua bellezza e illumina il tuo Natale. Amy Beauty Air, via Macomer 1, dietro Banca Intesa Tortolì. Infoline 0782 623 684. Amy Beauty Air, everybody's perfect. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta Coca-Cola 1,5 litri a €1,99. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare 7 per 80 grammi a €7,99. Mortadella IGP con o senza pistacchi Spar duetti a €2. Vino buio Mesa 75 CL a €9,90. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. Bentornati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, siamo in compagnia di Francesco Pintore. Di nuovo ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti quanti. Parliamo questa sera del tuo libro Tundi Mentas per le edizioni ABBA, uscito nel 2024 e troviamo la versione in italiano e la versione in sardo. Francesco, l'introduzione del tuo libro Tundi Mentas tu la affidi a Salvatore Ligios nella introduzione che si intitola Vedere con gli occhi, guardare con la mente, ad Antolangelo Liori nella introduzione La lana da risorsa a problema e a Massimo
orologi dai ferros alle macchinette, quindi insomma c'è un'evoluzione della tosatura. Cosa ci dicono questi 3 personaggi sul tuo libro? Quali evoluzioni ha subito la tosatura nel corso degli anni? Allora, io ho iniziato a fare questo lavoro 5 anni fa. Ho iniziato un lavoro di documentazione sulla tosatura, che rientra in un progetto più ampio che sto portando avanti da una decina d'anni e riguarda un progetto sul pastoralismo in genere, diciamo. Non ho ancora definito bene il progetto fotografico, però sto facendo un lavoro di documentazione su diversi aspetti del pastoralismo. Questo è nato appunto 5 anni fa, quando ho conosciuto un tosatore francese che è venuto in Sardegna nel 1981. Io ho conosciuto questo tosatore che si chiama Denis Buffet e lui mi ha raccontato sostanzialmente il cambiamento in questi 40 anni e oltre, insomma, di quello che era accaduto nel mondo della tosatura. Oltre alle immagini, no, che è un libro fotografico, comunque il mio libro non è un testo di antropologia o insomma, non ho velleità particolari da questo punto di vista, però mi interessava comunque legare sia la passione per la scrittura che quella per la fotografia. Per quanto riguarda i 2 contributi esterni che ci sono nel libro, cioè i 3 contributi, scusami. Allora, uno è un contributo di natura meramente fotografica, nel senso che ho chiesto a Salvatore Ligio se poteva raccontare in un testo, insomma, il suo punto di vista sulle mie fotografie. Lui ovviamente ha dato una lettura da fotografo e in questo testo che scrive in apertura del libro dà anche dei consigli di tipo bibliografico su volumi da consultare, di libri che hanno come tema il pastoralismo. Lui fa anche un'analisi delle foto, delle immagini da fotografo, e quindi rileva alcune peculiarità e le immagini in fondo raccontano, no? Anche spesso non c'è bisogno di parole per commentare una fotografia, però spesso servono anche le parole. Per esempio Salvatore nel suo testo parla della foto che c'è in copertina, dà una lettura, insomma, della fotografia che ci fa vedere la parte umana, diciamo, della tosatura, che è la mano del tosatore, e la parte meccanica, che poi è quel pettine che il tosatore tiene in mano. Lui nel testo dice che gli ricordano alcune immagini di Mario Giacomelli, che è un grandissimo fotografo italiano. Secondo me il paragone è esagerato, però mi fa chiaramente piacere. Il riferimento è chiaramente all'utilizzo del bianco e nero, non al mio talento fotografico, ecco. E niente, quindi Salvatore fa appunto un'analisi di tipo fotografico. Invece Antonangelo Liori fa un'analisi così tra storia e antropologia, e racconta della lana che da risorsa è diventata un problema sostanzialmente. Adesso viene considerata alla stregua di un rifiuto speciale, nel senso che non vale praticamente niente, per ritirarla la pagano pochissimi centesimi di euro a chilo, mentre invece fino a qualche decennio fa veniva utilizzata per tantissime cose. Venivano utilizzati dei manufatti, cuscini, vestiario, cappotti, di tutto, insomma, abiti, cioè era proprio una risorsa che è diventata un problema. E quindi Antonangelo racconta molto bene questa storia della lana, diciamo, questo viaggio nella lana che oramai non vale più nulla. E invece Massimo, il contributo di Massimo per me è molto importante, perché Massimo è un pastore, ha poco più di 50 anni,
e per quanto comunque è giovane, lui racconta sostanzialmente il cambiamento visto in prima persona, quindi ci racconta delle tosature che si facevano ad Esulo, quelle che gli ha raccontato il nonno negli anni 30-40 e quelle che poi ha vissuto lui negli anni 80 fino a oggi. E allo stesso tempo la sua esperienza personale permette anche di capire il cambiamento che c'è stato nella pastorizia, no? Che da pastorizia transumante è diventata pastorizia stanziale, cioè i pastori si sono stabiliti nelle pianure e raramente tornano in montagna. Ci sono pochissimi oramai casi di transumanza, qualcuno ancora la fa in Ogliastra, loro la famiglia Lucci la fanno ancora da Desulo a Laconi, però hanno 2 aziende, una a Desulo e una a Laconi, quindi c'è la parte, diciamo, l'azienda moderna strutturata è quella a Laconi, invece il vecchio ovile è ancora a Desulo. Quindi l'esperienza di Massimo è proprio una lettura di quello che è accaduto raccontato in prima persona. Mi serviva questo tipo di testimonianza. Per quanto riguarda invece il mio testo, è un testo assolutamente una visione contemporanea, nel senso che io ho raccontato quello che ho visto e che è successo negli ultimi 40 anni, cercando così di ricostruire il cambiamento, cosa è successo, insomma, quali sono stati gli scenari in questi anni, come è cambiata la tosatura, come è cambiato il rito, insomma, e anche parallelamente come è cambiata la pastorizia. Ecco Francesco, un rito che, come dicevi anche Anton Angelo Liori ha descritto molto bene. Diceva, dalla pecora si ottenevano principalmente 3 prodotti, la carne, il latte e la lana con l'avvento della globalizzazione è diventato un rifiuto speciale, come dicevi bene tu, anche molto costoso da smaltire. Nel tuo testo che racchiude le fotografie che tu hai raccolto, hai fatto un lavoro grandioso dal 2018 fino al 2023, sei stato in diversi ovili della Sardegna. In particolare tu intitoli una parte del testo Vallermosa, la capitale della tosatura in Sardegna. Perché Vallermosa? Vallermosa è un paese che è tra Sulcis e Medio Campidano, diciamo, è un paese di 2000 abitanti circa, qualcosa di più, qualcosa di meno, insomma. Vallermosa è un po' la capitale dei tosatori perché i primi francesi che sono arrivati in Sardegna si sono stabiliti proprio a Vallermosa per una questione logistica, cioè è un paese che consente di raggiungere il Sulcis in 20 minuti, l'Oristanese in 30 minuti, gli altri paesi del Campidano, il Medio Campidano, insomma, in pochissimo tempo. Quindi tenendo come base Vallermosa, loro potevano muoversi di mattina e ritornare presto a casa nel pomeriggio. È un po', come dire, baricentrico e ci sono soprattutto prima i francesi, poi sono arrivati anche i neozelandesi e adesso ci sono anche squadre di tosatori sardi che fanno base appunto a Vallermosa, dove c'è tra l'altro una delle squadre più importanti di tosatori che è guidata da Ignazio Frau, che è un ragazzo originario di Arizzo che vive a Vallermosa. È la squadra più grossa di tosatori che c'è in Sardegna in questo momento, e ogni anno comunque spagnoli, neozelandesi hanno come punto di riferimento questo paese, proprio per la possibilità di potersi muovere in tempi brevi e raggiungere gli ovili, insomma, di mezza Sardegna. Questa è un po' la caratteristica di Vallermosa. Ecco Francesco, tu hai nominato un tosatore professionista, il francese Denis Buffet, che è arrivato in Sardegna nel 1981. Poi hai parlato dei neozelandesi, insomma vengono un po' da tutto il mondo in Sardegna per tosare. Nel testo comunque tu dici che l'avvento dei tosatori stranieri ha influito anche sui tosatori sardi, che hanno riscoperto un po' questo rito, questa tradizione. Perché? Ma più che riscoprire la tradizione è cambiato il modo di lavorare. Allora, i francesi mi raccontavano che
quando loro venivano in Sardegna per tosare, i giovani sardi non guardavano di buon occhio questi tosatori, tra l'altro consideravano il lavoro molto duro, molto faticoso, sporco addirittura, cioè l'hanno chiamato così, perché lavoro sporco, duro e faticoso. Solo che è successo che negli anni, siccome i tosatori vanno pagati a capo, cioè quindi il capo tosato viene pagato, e per molti ragazzi sardi è diventata una fonte di reddito questa, perché anche in Sardegna si sono formate delle squadre che lo fanno come lavoro durante i 2 mesi della tosatura, sono stagionali, diciamo, no? della tosatura, li possiamo chiamare così, lavorano per 2 mesi e per loro rappresenta una fonte di reddito. Per quanto riguarda invece proprio il rito vero e proprio, cioè quello tradizionale è ormai quasi scomparso, ce ne sono pochissimi di allevatori che aspettano la tosatura per il grande pranzo, insomma, per coinvolgere gli amici, per risaldare i legami tra persone. Lo fanno in pochissimi. Una delle tosature che ho documentato anche nel libro, diciamo con un grande pranzo, con un grande rito, insomma, che ricordava gli anni '80, ho fotografato ad Arzana, nell'ovile della famiglia Piras, dove c'erano tosatori arrivati da mezza Ogliastra, poi hanno fatto uno spuntino, ci saranno state 200 o 300 persone, se non ricordo, è stata una grande festa. E nel libro ci sono molte immagini, tra cui una di un ragazzo che gioca a Murra a fine tosatura. Poi ci sono anche altre immagini comunque scattate lì sul Gennargentu. Questa era una delle poche dove c'è stato così il grande pranzo. Le altre solitamente, cioè, i tosatori arrivano, mangiano un panino, poi scappano perché devono poi tosare di nuovo di pomeriggio. Ecco Francesco, infatti ti volevo chiedere, in questi 5 anni hai girato tantissimi ovili, ti volevo proprio chiedere com'è stata l'accoglienza del fotografo e del giornalista che va a documentare la tosatura. Allora, in questi casi bisogna, come dire, bussare sempre prima di entrare, comunque stabilire un rapporto di fiducia anche non solo con i tosatori, ma anche con i proprietari degli ovili. In questo senso mi era capitata una piccola disavventura e dovevo fotografare una squadra di rumeni a Olzai, e io avevo preso contatti con il caposquadra e gli avevo detto: guarda, io non conosco il titolare dell'ovile, quindi avvisalo tu e digli che devo fare delle foto mentre voi state tosando. E lui non l'ha avvisato, e io sono arrivato lì e ho preso la mia borsa con la macchina fotografica, ho tolto fuori la macchina e il titolare dell'ovile mi ha detto: scusa, chi sei, cosa vuoi, cosa devi fare? E gli ho detto: guarda, non so, il caposquadra non ti ha avvisato che avrei dovuto fare delle foto? No, non mi ha detto niente. No, ho detto, non mi ha avvisato, non fare delle foto, assolutamente niente. Gli ho detto ok, ho ripreso la mia borsa, me ne stavo andando e poi si è avvicinato e mi ha detto: guarda, se vuoi falle, però solo lì, non fotografare l'azienda, non fotografare parti esterne dell'azienda. Io non so se ci fossero irregolarità o meno, non lo so, non mi riguarda nemmeno. E comunque mi ha fatto fare delle foto all'interno della sala dove stavano tosando. È l'unica volta che mi sono trovato in difficoltà. Altre volte invece non ho mai avuto problemi. Anche con i tosatori basta un po' rispettare, tenere un po' le posizioni, stare un po' distanti, perché comunque loro lavorano in condizioni estreme. Cioè, mi è capitato ci sono anche delle foto nel libro che ho scattato in alcuni capannoni dove c'erano 45 gradi d'estate, cioè, si suda, si fatica tantissimo, quindi bisogna andarci un po' cauti, ecco, cercare di non infastidire più di tanto, anche se poi molti sono diventati amici, non badavano nemmeno più alla mia presenza, anzi aspettavano la fine della tosatura e mi chiedevano le immagini, appunto. Non ho avuto, alla lunga non ho avuto grosse difficoltà, diciamo, per fare il lavoro.
Francesco, il tosatore più giovane che hai conosciuto è quello più anziano. A quanti anni si apprende questo rito, questa manualità nel tosare le pecore, e adesso c'è ancora entusiasmo, c'è ancora la festa che si fa per la tosatura, o è diventato un lavoro quasi meccanico? È diventato un lavoro, cioè la festa, ripeto, te lo dico anche prima, oramai c'è raramente. Le squadre di ragazzi sono generalmente formate da ragazzi che hanno mediamente dai 20 ai 35 anni, diciamo. C'è anche qualcuno più anziano. Ho visto c'è un signore di Valermosa che ha 65 anni e continua a tosare ancora, insomma. Ci sono anche ragazzi di 20 anni che lo fanno. Alcuni di questi ragazzi, per fare pratica, spesso vanno in Nuova Zelanda, restano qualche mese lì e poi tornano per fare il lavoro qui in Sardegna. I neozelandesi sono considerati i maestri di questa tecnica che si chiama metodo Bowen, che consiste nel tosare le pecore senza impastoiarle, quindi senza legarle. Pare che sia anche meno doloroso e meno stressante per le pecore rispetto al metodo tradizionale che appunto prevedeva che venissero legate e poi tosate da legate, insomma. Francesco, tu descrivi anche l'organizzazione di questo importantissimo lavoro, importante per i pastori ma importante ovviamente anche per gli animali. Come viene organizzata la tundimenta? Allora, il libro si chiama Tundimentas al plurale perché ci sono diversi tipi di tosatura. C'è quella tradizionale, che è quella che abbiamo, che è quella del sugonnuto, come dire, la tradizione che prevede l'utilizzo dei ferri, e anche il cosiddetto aggiuduto arrau, cioè il pastore chiama i suoi amici, poi restituisce il favore andando a tosare lui le pecore degli amici. Non è diffusa come un tempo, ma ci sono ancora dei casi, insomma. Questo è proprio il tipo di tosatura classica, diciamo. Poi c'è un altro tipo di tosatura, che è una tosatura mista, diciamo. Vengono usate le macchinette, però con le pecore che vengono legate. E poi c'è il terzo tipo di tosatura, che è quella con la tecnica neozelandese, che prevede appunto solo l'utilizzo della macchinetta. Mi hai detto un'altra cosa, però mi è sfuggita l'altra parte della domanda. Hai parlato dell'organizzazione del lavoro. L'organizzazione, sì, l'organizzazione. Avviene, Sì, ok. Allora, il lavoro è un lavoro stagionale, dura 2 mesi, da aprile fino ai primi di aprile e maggio. Maggio e giugno, da fine aprile fino a fine giugno. Allora, sto facendo confusione. Comunque dura 2 mesi durante la primavera. Allora, solitamente funziona in questo modo: i tosatori arrivano nell'ovile alle 7 del mattino, montano tutta l'apparecchiatura, hanno queste pedane, un motore elettrico, un cardano, poi ci sono tutti gli accessori, insomma, che devono mettere alla tosatrice, e poi iniziano a lavorare. Prima che loro arrivino, il pastore solitamente prepara gli spazi dove ci sono le pecore da tosare, quindi di volta in volta a piccoli gruppi, dipende da quanto è grande il gregge. Comunque loro fanno dei blocchi, diciamo, di tosatura, poi si fermano, fanno delle piccole soste per mangiare qualcosa oppure per rinfrescarsi, e poi riprendono. Solitamente finiscono verso l'una, poi fanno una breve sosta per pranzo, spesso mangiano un panino, comunque un pasto veloce, e poi corrono in un'altra azienda per tosare di pomeriggio. Finiscono verso le 6, poi rientrano a casa, ma la giornata non è finita, perché devono comunque affilare petini e coltelli per poterli utilizzare il giorno dopo. Diciamo, la giornata è molto lunga, molto intensa. Per esempio, una cosa curiosa: ci sono ragazzi che in 2 mesi perdono 20 kg di peso durante la stagione della tosatura, anche perché, comunque, ripeto, l'ho detto anche prima, tosano spesso in condizioni meteo, condizioni climatiche estreme, insomma. C'è sempre molto caldo, polvere, è molto faticoso come lavoro.
Francesco, in questo reportage pluriennale ti è mai capitato che ti chiedessero se volevi tosare oppure la tua mano è rimasta sempre a mantenere l'obiettivo? No, fortunatamente non me l'hanno mai chiesto, non mi sono manco offerto volontario, perché comunque ci vuole abilità per farlo, non è il caso di improvvisare niente. No, mi sono limitato a fare le fotografie. Ho fatto anche delle immagini con la telecamera, utilizzando anche la GoPro, che l'ho fatta indossare ai tosatori, ce l'avevano nel polso e mi ha consentito di fare qualche immagine, diciamo, spettacolare, anche usando il rallenti, che dà un'idea proprio della tecnica e dell'abilità. Però sono un videomaker amatorialissimo, proprio scarso, faccio cose non molto di qualità, non molto buona, però mi diverte abbastanza. La fotografia invece mi appassiona molto di più, pur non essendo un fotografo professionista, però comunque è una passione che coltivo, studio, mi piacerebbe anche approfondirla ulteriormente, diciamo. Le fotografie sono veramente bellissime, documentano questa importante tradizione non solo sarda. Ne parleremo tra poco, dopo qualche istante di pubblicità, con Francesco Pintore e Tundimentas. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. La vera bellezza nasce da un attimo dedicato a te ed Amy Beauty Air questo Natale te lo regala con le sue gift card. Regala o regalati momenti di bellezza, trattamenti dedicati alla cura dei capelli e gift box firmati Kerastase per coccole preziose e di lusso. Valorizza la tua bellezza e illumina il tuo Natale. Amy Beauty Air, via Macomer 1, dietro Banca Intesa, Tortolì. Infoline 0782 623 684. Amy Beauty Air, everybody's perfect. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta lasagne classiche Barilla 500 grammi a €2,39. Vino Carmis di Contini 75 CL a €8,49. Pasta De Cecco 500 grammi a 85 centesimi. Detersivo liquido Biopresto 35 lavaggi a €3,99. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. Bentornati, siamo in compagnia di Francesco Pintore, stiamo presentando il suo libro fotografico Tundimentas. Francesco, per il testo tu hai usato due lingue, quella sarda e l'italiano. Come mai questa scelta non solo di privilegiare la nostra lingua materna, il sardo, a seconda delle nostre attitudini, o l'italiano? Come mai bilingue?
Allora, in realtà è un'idea che io non ci avevo pensato, ma ci ha pensato l'editore, perché aveva visto le foto, gli erano piaciute molto e ha detto: ma perché non facciamo un'edizione in sardo? Vediamo un po' cosa succede. E niente, il libro è nato, la prima edizione è un'edizione in sardo, tra l'altro quasi esaurita, sono molto felice di questa cosa. Poi per quanto riguarda l'italiano è stata era programmato in italiano, quindi diciamo l'abbiamo ripubblicato. Ci sono delle leggere delle piccole differenze tra i due, ma sostanzialmente è rimasto uguale. Quello in sardo c'è qualche immagine in più, invece quello in italiano comunque siamo sempre nell'ordine del centinaio di immagini, non ci sono grandi differenze, però alla fine devo dire che l'esperienza di farlo in sardo è risultata positiva, perché molte persone preferiscono il testo il libro con il testo in sardo. Chiaramente mi è capitato di avere delle richieste dal nord Italia di comunque persone che studiano il pastoralismo e non potevano leggere il sardo, quindi hanno preso il libro in italiano. Sarebbe stato bello anche farlo in inglese, mi sarebbe piaciuto anche farlo in inglese, però magari vediamo più avanti. Adesso continuiamo con queste due edizioni. Certo, anche in francese magari, per Sì. Denis Buffet, che immagino parli benissimo l'italiano, magari anche il sardo. Sì. Sì, no, l'italiano lo parla benissimo, molto molto bene, tant'è vero che quando ho trascritto l'intervista, io gliel'ho mandata e l'ho fatta tradurre in francese, e lui mi ha inviato il testo in italiano, tra l'altro era scritto benissimo, quindi vabbè, 40 anni che viene in Sardegna, quindi ci sarà un motivo se parla bene l'italiano. Certo. Francesco, e che feedback hai ricevuto dalle persone, dai pastori, dai tosatori che hai fotografato? Dei feedback positivi? Sì, sicuramente sì, ci tenevano molto, qualcuno mi ha chiesto esplicitamente di mettere la sua foto nel libro, ci tenevano. Ho cercato chiaramente di accontentare il maggior numero di tosatori possibili, però non potevo, dovevo fare comunque una scelta, perché è comunque un libro fotografico, devi raccontare una storia per immagini. Quindi non puoi riempire solo il libro di ritratti, ci servono anche foto di azione. Io ho messo anche foto di paesaggi, così anche per dare l'idea di dove sono i posti, i paesaggi pastorali della Sardegna. Quindi ci sono immagini del Gennargentu di Arzana, ci sono immagini del Gennargentu di Desolo, ci sono immagini nel Medio Campidano, a Scivu, oppure anche a Macchiareddu. Mi interessavano anche i paesaggi e i contesti in cui si svolge il lavoro. Poi ci sono chiaramente le persone, c'è la parte umana di tutto quanto. Ci sono un po' di ritratti che documentano anche la fatica, perché ci sono i volti dei tosatori dove si vede chiaramente il sudore, la fatica, queste smorfie dovute appunto al sudore. Ripeto, è un lavoraccio, quindi mi interessava documentare questa parte qua. C'è un'immagine nel libro, non so se l'hai vista o te la ricordi, comunque di questo tosatore si vede solo il volto, è un tosatore neozelandese, ha il volto quasi deformato, diciamo, talmente era la fatica che in quel momento, cioè che ho saputo cogliere in quel momento. Credevo di avergli anche dato fastidio, perché è una delle poche volte in cui ho usato il flash. Poi gli ho chiesto scusa, alla fine mi ha detto: guarda, non ti ho neanche visto, sinceramente non mi sono neanche accorto che mi stavi facendo la fotografia, quindi immagino l'affaticamento di questa persona. Ripeto, molte volte dovevo avvicinarmi parecchio. I teleobiettivi aiutano comunque a non essere molto invadenti, però alcune volte, soprattutto quando usavo il grandangolo, dovevo stare vicino e cercare di infastidire il meno possibile. Poi ovviamente c'è stata la parte della scelta delle immagini, che è stata quella più difficile, e niente, poi alla fine è venuto fuori questo
lavoro. Se può interessare, avrei siccome stiamo parlando di un programma di libri, volevo raccontare in breve come è nato il mio progetto fotografico, a parte il lavoro sul pastoralismo che sto facendo. Questo lavoro è nato dalla lettura di un libro di un geografo francese che si chiama Maurice Lelanoux, un geografo francese arrivato in Sardegna negli anni 30, che ha raccontato il mondo delle campagne sarde e poi ha pubblicato un libro che si intitola Pastori e contadini di Sardegna. È un libro molto bello ancora oggi, per quanto datato. Comunque in questo libro lui raccontava il mondo delle campagne, la pastorizia, l'agricoltura, l'organizzazione del lavoro, le transumanze, l'architettura rurale, gli attrezzi da lavoro, cioè un quadro proprio veramente completo di quello che c'era in Sardegna in quegli anni. E la cosa che mi ha incuriosito di questo libro, a parte il testo ovviamente, che era un testo che avevo utilizzato all'università per dare un esame, però all'università si studia per passare l'esame, non per ricordare le cose. Poi l'ho riletto dopo tanti anni e mi aveva incuriosito un dettaglio che al tempo non avevo colto. Lui, quando è venuto in Sardegna, ha scattato anche delle fotografie durante i suoi spostamenti nell'isola. E queste fotografie purtroppo sono andate perse in un incendio a Rennes, in Francia, durante la seconda guerra mondiale. Lui era di Rennes, questo geografo. Queste foto sono sparite, quindi sono spariti dei documenti importanti. E allora mi sono chiesto, ho detto, ma se fosse tornato oggi, nel terzo millennio in Sardegna, che cosa avrebbe fotografato? Ho iniziato così a fotografare un po' senza avere un progetto preciso, una traccia, un'indicazione, un'idea di racconto. Niente, così ho chiamato alcuni amici e ho detto: ascolta, devo fare delle foto in campagna mentre state lavorando, mi fate venire nei vostri ovili per fare delle foto. Ho detto: vieni quando vuoi, non ce ne frega niente, amici anche parenti comunque, ecco. Però, ripeto, non avevo un'idea, non è che volessi riprodurre fotograficamente il senso di quel libro ai giorni nostri, no, non mi interessava ed è anche impossibile come operazione, per cui ho iniziato a raccogliere del materiale. E poi un primo progetto nell'ambito di questo lavoro l'ho fatto durante la protesta dei pastori nel 2019, dove è nato un progetto fotografico che poi è culminato in una mostra che è andata a Milano, a Strasburgo, e lì ci ho creduto un po' di più, e allora ho detto: ma sì, continuiamo e insistiamo con questo lavoro di documentazione. Adesso ho un po' rallentato negli ultimi tempi, però lo sto sempre portando avanti. Tieni presente che ho documentato un po' tutto, dalla transumanza, il lavoro in campagna, in azienda, anche le cose negative, la blue tongue, tutto quello che ruota insomma al mondo delle campagne. E niente, è un lavoro che va avanti, e questo era un tassello, diciamo, un passaggio, ecco, tutto qua. Però ho ritenuto, per quanto sia una cosa abbastanza di nicchia, diciamo, una cosa molto definita, mi ha fatto piacere documentarla, anche perché cercando un po' di libri ho scoperto che c'è pochissimo materiale su questo argomento e pochissimo materiale sul pastoralismo in generale. Devo dire, per quanto Sardegna sia una regione di pastori e di pecore, libri sul pastoralismo soprattutto libri fotografici ce ne sono veramente pochi, anzi pochissimi. Li contiamo proprio sulle dita di una mano. Francesco, col tuo bel libro fotografico hai documentato sia col testo e soprattutto con le immagini un lavoro che tu stesso ci hai descritto come molto molto faticoso, ma che immagino debba essere anche molto delicato per non far male alle pecore, insomma deve essere fatto da mani veramente esperte. Questa tua esperienza durata 5 anni, l'abbiamo detto più volte, cosa ti ha lasciato umanamente parlando? Io devo dire che
non so, forse con i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nella pastorizia, quindi anche con un occhio di riguardo per quanto riguarda il benessere animale. Io ho visto che tendenzialmente, per esempio, i tosatori trattano bene le pecore, cercano di trattarle bene comunque. Ovviamente ci sono gli inconvenienti del mestiere, può sfuggire una lama, ci può essere sempre una ferita, questo capita, però devo dire che la maggior parte dei tosatori, quelli più abili, tosano solitamente molto bene, hanno rispetto per l'animale. Molti di questi tosatori sono pastori che comunque fanno il lavoro della tosatura durante i 2 mesi di cui ti dicevo prima, e quindi, essendo pastori, hanno anche un'altra sensibilità, diciamo, rispetto a uno che non lo è, perché comunque conoscono il bestiame, si accorgono subito se per esempio c'è una bestia che ha qualche problema o meno. Da questo punto di vista devo dire che c'è una tutela degli animali, e anche mediamente sono molto abili, diciamo, a evitare problemi di questo tipo. Anche i sardi sono diventati molto bravi. I primi ad arrivare sono stati i francesi, poi sono arrivati i neozelandesi, che sono considerati i maestri di questa tecnica, appunto, e poi anche i sardi comunque sono diventati molto bravi. Lo stesso Denis Buffet lo riconosce nel libro, dice adesso si sono formate delle squadre di ragazzi che lavorano molto bene, hanno un'eccellente tecnica, e sono di fatto, per quanto stagionali, ripeto, sono dei professionisti che riescono a fare molto bene questo lavoro. Francesco, hai parlato del progetto più ampio che riguarda il pastoralismo, hai documentato tantissime cose, ci hai ricordato anche la protesta dei pastori nel 2019, ci hai raccontato il tuo lavoro sulla transumanza. Adesso stai andando in giro per la Sardegna con la tua macchina fotografica, o per il momento sei fermo? No, allora negli ultimi 2 mesi non ho fatto praticamente quasi nulla, però adesso riprenderò perché vorrei fare un po' di immagini, vorrei dedicarmi un po' di più al paesaggio. Quindi sto imparando a utilizzare il drone da qualche mese, che mi serve appunto per lavorare sul paesaggio e anche sull'architettura rurale, quindi fotografare le aziende dall'alto, i modelli che ci sono di casa e azienda, perché oramai ci sono delle aziende strutturate dove ci sono, i pastori abitano lì con la loro famiglia, ci sono delle aziende dove ci sono delle ville vere e proprie, non proprio case di campagna, non proprio ovili. Quindi mi interessava comunque documentare anche questi aspetti dei luoghi e dei paesaggi. Poi continuerò chiaramente anche a fotografare il lavoro quotidiano, perché comunque mi sono reso conto che il lavoro d'archivio, l'archivio è molto importante, ti permette di scegliere quando si fa l'operazione di editing, sostanzialmente servono molte immagini, quindi più ne hai, più hai la possibilità di scegliere, appunto, di scegliere le immagini. È sempre complicato poi alla fine, perché comunque devi raccontare una storia, l'immagine deve raccontare una storia, bisogna stare attenti a non ripetersi, insomma. Ricordo che io non lo sono neanche adesso, però preferisco affidarmi ad altre persone per scegliere le immagini, soprattutto l'ultima scelta, perché io magari mi affeziono a qualche immagine che può essere il doppione di un'altra e racconta la stessa storia. Quando avevo fatto il progetto sulla protesta del latte, mi era stato suggerito da un amico fotografo, mi ha detto non mettere solamente foto di proteste, io devo fare una mostra con 22 fotografie, cioè raccontare questa protesta in 22 fotografie. E lui mi ha detto non mettere solamente foto della protesta, di latte gettato per terra, di striscioni, eccetera. Ha detto alterna una foto della protesta con una foto del lavoro quotidiano, così dai un'idea di che cosa c'è dietro la protesta. Quindi c'erano la storia c'erano 2 binari per raccontarla che si integravano perfettamente, quindi alternavo una foto di protesta e una foto di lavoro
quotidiano, di paesaggio, e questo mi ha consentito di fare questo racconto. In quel caso non avevo scritto un testo, c'era solo un testo di presentazione, quindi un testo breve sulla protesta, però conto di approfondirlo, di recuperare altri materiali che ho raccolto in quel periodo, nel 2019, magari per poter fare una riedizione di questa mostra, o comunque un catalogo, oppure una piccola fanzine, una pubblicazione, perché ho solo una brochure digitale che però di fatto non serve a niente. Io sono così, mi piace la carta stampata, e quindi le foto soprattutto mi piace vederle stampate, esposte, mi piace toccarle. Mi piace proprio l'aspetto analogico della foto, per quanto scatto in digitale, ecco. Francesco, questa è l'ultima puntata dell'anno di Librarium. Siamo contenti di augurare buon Natale ai nostri radioascoltatori con Tundimentas. Ti ringraziamo per essere stato con noi e vorremmo anche che al tuo prossimo lavoro potessi tornare come nostro ospite, se ti fa piacere. Grazie mille, grazie per l'invito, un saluto a te e a tutti i vostri ascoltatori, a chi lavora nella radio per questo programma, auguri ovviamente a tutti quanti, speriamo magari di risentirci presto con nuove pubblicazioni e nuove storie da raccontare. Grazie ancora a Francesco Pintore per essere stato con noi, aver presentato il suo libro fotografico Tundimentas, edito da ABBA. Noi ci risentiamo e ci rivediamo il 9 gennaio. Un ringraziamento a Roberta Alloi per la regia e buon Natale a tutti.